Ecco, come rappresentante lei del massimo sindacato agricolo, una domanda: come sta reagendo il mercato dovuto a questa guerra, a queste restrizioni? Ecco, si ritornerà magari a ripiantare il grano, altre cose insomma, che possono, una volta la Sicilia era il grano d'Italia. Ma come abbiamo ribadito il giorno 22 a Palermo, eravate presenti gentilmente, abbiamo lanciato un grido d'allarme. Oggi l'agricoltore è comunque pronto a investire anche se i costi di produzione sono di gran lunga superiori, tutto costa di più, dalle materie prime ai semplici concimi alle piantine, quindi l'agricoltore vuole produrre ma vuole produrre con dignità, quindi ci auguriamo che il mercato remuneri con dignità il lavoro che l'agricoltore fa, perché oggi con il raddoppio delle materie prime, dei fattori della produzione, ci auguriamo che anche il prodotto agricolo venga rivalutato e venga venduto a un prezzo che quantomeno copra i costi di produzione, se no veramente molte aziende sono in difficoltà, rischiano di chiudere perché non possono stare al passo del caro energia, del caro prodotti, del caro carburante, del caro concimi, quindi bisogna trovare, ci auguriamo e lo invochiamo da più parti, un giusto equilibrio, perché sono veramente molte aziende rischiano la chiusura. Ecco, recentemente abbiamo visto che la Regione, l'assessorato all'agricoltura, sta organizzando, sta predisponendo degli aiuti, diciamo in tal senso, dovuti alla guerra ucraina-russa. Ecco, in questo senso cosa ne pensate? Qual è il suo punto di vista? Ma sento, uno sforzo dell'assessorato indubbiamente c'è, si sono anche messi al lavoro per una revisione dei prezzi, immagino sui prezziari regionali, sul costo delle materie prime, anche perché lì c'è a rischio seriamente la programmazione comunitaria, però io non vedo a oggi dei grandi risultati. Facciamo un esempio, il caso del carburante agricolo, la normativa, un decreto legge nazionale immagina il 20% del credito d'imposta, ma se dobbiamo andarla a pagare a 1,30 €, tolto il credito d'imposta, quando lo faremo e quando ci diranno come farlo, costa sempre 1 €. Se avevano intenzione ce l'avrebbero fatto pagare fin dall'inizio a 1 € e comunque 1 € è molto caro, perché se poi consideriamo che i concimi li dobbiamo andare a pagare oltre le 150 € a quintale, le sementi nel caso del grano le paghiamo oltre gli 80 centesimi, ecco, se poi non andiamo a vendere il grano almeno 45-50 centesimi a chilo, chiaramente non abbiamo dato dignità al lavoro dell'agricoltore, quindi noi siamo molto attenti su questo, lo abbiamo più volte segnalato, tra virgolette denunziato, e mi auguro che ci sia veramente un'inversione di tendenza, un cambio di rotta a favore del nostro territorio.